Il campionato 2009-2010 è terminato con un buon terzo posto che dà la possibilità di entrare in gara anche per la Coppa Italia. Come sta allenando la squadra anche a questo proposito? Ma quella squadra di quest'anno è completamente nuova, quindi cerchiamo di intanto abbiamo un sacco di ragazzi, cerchiamo di individuare quelli che potranno darci una mano, non possiamo avere adesso obiettivi di risultati, insomma dobbiamo cercare di creare una squadra, siamo ancora in una fase molto primordiale. Quindi molti sono la squadra dell'anno scorso, alla fine è già una partita, insomma, Sì, molti hanno già qui cambiato. dell'anno scorso credo siano 2 o 3 giocatori, non di più. Il resto sono già in C1, C2, B, sono nei dilettanti, non c'è nessuno. Anche molti di questi ragazzi adesso che sono arrivati nuovi durante la stagione potrebbero ricevere anche proposte da altri club per andare a giocare, magari entrare anche in qualche prima squadra nelle varie serie. Sono preparati in vista di questa futura promozione? Quindi Il nostro compito è quello di prepararli, sicuramente adesso no, poi sono dei ragazzi che il gruppo di oggi, quello di questi giorni, insomma è un gruppo composto da ragazzi che facevano gli allievi o addirittura dei dilettanti che venivano da squadra dilettanti, insomma, ecco, quindi sicuramente adesso no, il nostro compito è quello di cercare di prepararli il più possibile perché siano pronti. quanti di loro dopo continuano e ce ne sono altri che lasciano dopo No, l'esperienza? credo che dalla mia esperienza qui continuano un po' tutti, certo a livello differente a seconda delle capacità, insomma, ecco, un po' tutti continuano. Che ostacoli affrontano i ragazzi, diciamo anche il cambiamento, entrare comunque in una grande società come può essere il Chievo? Gli ostacoli sono parecchi, intanto il volume del lavoro che si fa è completamente differente, spesso sono via da casa, hanno problemi di studio, hanno problemi, poi insomma vivono lontani dalla famiglia, per loro non è facile, insomma, i problemi sono parecchi. La società come sostiene moralmente ma anche economicamente Noi cerchiamo di stare vicino ai ragazzi, li facciamo andare a scuola, gli diamo da mangiare, da dormire, gli diamo un'assistenza medica, gli diamo tutto quello che possiamo per farli sentire a loro agio. È evidente che a questa età essere lontano da casa comunque magari per la prima volta non è semplice. Oltre al calcio si insegna anche qualcos'altro, insomma anche per la vita, immagino che ci siano dei insegnamenti. Cerchiamo di far rispettare delle regole, cerchiamo di essere in questo senso abbastanza rigidi per cercare di dare una formazione giusta ai ragazzi, insomma anche dal punto di vista umano, ecco, non sempre semplice perché loro sono sottoposti a molte pressioni, però ci proviamo. La sua filosofia anche nell'allenare è molto vicina a quella della società che quindi sa da dove arriva con quegli sforzi anche. Certo, no, io lavoro per questa società da 11 anni, quindi da 8 faccio questa categoria, sono tanti, insomma fra me e la società c'è una identità di vedute importante. E quali sono anche le sue difficoltà nell'allenare questi ragazzi che insomma la 18 anni? difficoltà maggiore a quest'età è riuscire a entrare nella testa dei ragazzi, nelle loro aspettative, delle volte sono condizionati da degli elementi esterni che alcune volte disturbano il lavoro, tipo procuratori, tipo genitori, tipo amici, eccetera eccetera, e fargli tenere un equilibrio credo che sia la cosa più importante. Sono cambiati anche i giovani che le avevamo sono cambiati molto, adesso insomma hanno molte opportunità di tipo diverso, il calcio non rappresenta l'unica via di uscita, quindi sicuramente i ragazzi adesso hanno più facilità a intraprendere ma anche a mollare le attività. Parlando con il capitano di una prima squadra che adesso è stata neopromossa in Serie B, parlo del Portogruaro, lui mi diceva che in Italia non viene dato abbastanza tempo ai giovani per crescere a livello sportivo e li si forza anche delle volte ad entrare subito diciamo, nei grandi giri, nei grandi campionati. Lei cosa ne pensa? Io penso che sulla prima parte sono d'accordo, sicuramente il calcio come è strutturato in Italia sta dando veramente poco spazio ai giovani. Ci manca forse un po' di coraggio, probabilmente manca anche un po' di qualità, ma sicuramente ci manca un po' di coraggio di investire sui giovani, di cercare magari di abbassare i costi delle prime squadre per spostare un po' di forza economica sui settori giovanili e creare qualche giocatore interessante in più. Non penso che ci siano giocatori che vengono molto forzati perché i giocatori giovani che giocano in Serie A e B non sono tantissimi, insomma, ecco, quindi la strada che loro percorrono spesso è molto più lunga e tanti si perdono, anche giocatori bravi perché devono passare da C1, C2, interregionale e tante volte si perdono.
E ho letto sulla Gazzetta che un neo arrivato, diciamo, ha criticato, anzi è proprio rimasto a casa, può essersi sentito dire che... Questa è stata una notizia un po', io non so come sia uscita questa notizia, è un ragazzo giovane che è venuto qui, si è trovato un po' a disagio per i problemi che dicevamo prima, credo sia stato un po', come dire, condizionato dall'intervistatore, non penso che ci siano stati problemi, sicuramente non sono problemi di questo tipo, so che è anche parzialmente ritrattato, quindi è un argomento che non, voglio dire, è un tipo di notizia che fatico anche a commentare. Lei come allenatore quando ha iniziato con questo ruolo? Io ho iniziato nell'87, quindi 20 rotti anni fa. E è sempre rimasto al Chievo No, oppure ha cambiato? ho fatto una 10-12 anni di dilettanti e poi sono entrato nel Chievo. Ho fatto altrettanti anni da professionista. Beh, come possiamo commentare, diciamo, anche la storia recente del Chievo, che è riuscita a crescere anche da essere una squadra di quartiere di Verona a diventare anche una squadra di Serie A, insomma. Questa è secondo me il frutto di un grandissimo lavoro di persone di qualità, di un lavoro veramente in profondità, insomma, fatto da direttore sportivo, dal presidente, dagli addetti ai lavori che sanno scegliere sempre le persone migliori, i collaboratori migliori, gli allenatori migliori, i giocatori migliori per la nostra situazione. Io credo che la situazione del Chievo sia fortunatamente ancora una speranza perché il calcio possa essere ancora un elemento slegato diciamo, dagli aspetti solamente economici. Va bene, grazie.